A Cesare agli era un uomo di nom Corneli, centurion de compagnie italiche. Plen di religion e di timor di Dio, tant lui che la sua famè, al faceva un grum di carità alla int, e agli era sempre intente preiere. Unedì, tre dopo misdì, i comparì l'agnul di Dio. I entrat di lui, lu viodeve benon, lu clamà, Corneli, che l'altri lu chialà e si sentia manchià. Al domandà, «C'è esa al Signor?» E risponde l'agnul, «Li stos preieris e la tua caritat a son rivadi su, denan di Dio, e lui si è impensat di te. Po ben, mande qualchidun a Ioppe a clamà Simon che i disimpieri. Alle lozat in chiase di un cert Simon, un pielesar, calà la chiase ad or dal mar». Quanche l'agnul che i fevelave al fo partit, Corneli al clamà doi dai siei fameis e un soldat plen di religion di quel che ieri infedei. E dopo di aver spiegat dut, pont par pont, iu mandà a Ioppe. Tal doman, biel che l'ora ieri in par strade e stavi in parrivà in citat, Pieri, sul misdì, alle sulla terace, a preà. I vigni fan, e al bramave di chiolial di mangià. In quel che stevi improntanti il gustà, al colà in tune vision. Al viodea spalancassi il cil e a vigniu sulle tiere come un mantil ingropata ai quattri pix. Dentri agli ere dut plen di nemai di quattri talpis e di cheica si strissinin e di ucei dal cil. Allore une vos i disè, «Sumo, Pieri, cope e mangie». Ma Pieri rispondè, «Mai, vie po signor, io che non hai mai mangiat nuie di malmont e di soc». La vos i fevelà in daur un'altre volte. «No tu has di clamà malmont ce che Dio l'ha smondeat». La robe si ripeté per 3 voltis, po dopo a tornare a tira su tutti in cil. Pieri si steve giuste domandant, dus consortat, ce che voleve di la vision che aveva viodut. Quanche ioms, mandas di Corneli, savut la caiere, la chiase di Simon, si prontarin sulla puarte. Acclamarin e a domandarin salere lo zat lì un cert Simon, che disevi in Pieri. Stant che Pieri al masanave dentro di sé, simpri queste vision, il spirt i disè, «Ve che je int caticir, dai, vai giù e partiscun lor cence pore, parce che tai hai mandazio». Pieri al dismontà la caier in che ioms e urdisè, «O so io che il cociris, parce reson seiso vignus». I risponderin, «Il centurion Corneli, om piust e timorat di Dio, che tutti il popolo dai giudeos al podì dome ben di lui, alla vu di un agnul, l'ordin di fatti vigni chiase so, pa ascoltà ce che tu disaras». Allora Pieri, iu clama dentri e urfasè un bon accet. Talindoman si chiappa su e al partì con lor, menansi da ur anche qualche fradi di Ioppe. Arriva a Cesare la di dopo. Corneli giusteve spietant e parchel alveve clamade d'oglie tutte la sua parentat e gli amis più strezzi. Tal moment che Pieri agli entrave, Corneli i le inquintri e si buttà in genoglon denan di lui per adoralu. Ma Pieri lo alcià su e gli disè, «Ieve supo che anche io o soi un uomo, compagn di te». E chiacchierando con lui, agli entra in chiase, la che sentiva in un biel trop di int. Urdisè, «O saveis che un giudeo non può praticare un di un'altra generazione o metti pit in chiase so. Dio, però, mi ha giuste pandut che non sia mai di dì che un uomo alle malmont e soc. Che di fatto non hai spietato un momento a vigni appena che mi ves clamat. Po ben, come os domandi, perché che mai che mi ves clamat?» Allora Corneli gli rispondè, «Già 4 dis, o stavi disinti in chiase me le preiere d'estre dopo misdì, e ve che si presente denan di me un uomo con tune monture sflandorose».
Corneli, dissal, li stos preieres a son stati saudidis e la tua caritat, Dio, le ha riguardate. Mande qualchidun a Iope e fa svignichi Simon, chi disimpieri. Alle lozzate in chiesa di Simon il Pielesar, sull'or dal mar. O hai mandato da Urman a Ciriti e tu has fatto proprio benon a Vignè. Comò o sin duc culì, presenza di Dio, daz donde per ascoltare ciò che il Signore ti ha ordinato. Allora Pieri al chiappa la peraule e al disè. Mi stoi proprio sancirant che il Signor non fa preferenci con nessun e che in ogni parte del mondo le aggrada che il calutem e al pratiche la giustizia. Lui ora mandato la sua peraule ai figli di Israele, portando la buona nuova de paz mediante Gesù Cristo. Alleluia, il Signor di tutti. O sapeis che è succeduto per tutta la Giudea, scominciando da Galilea, da spo dal battesimo predicato di Giovanni. C'è molto che Dio ha unzu di Spirito Santo e di virtù Gesù di Nazaret, che è passato facendo dal ben e vuorin due che caieri imparronati dal diavolo, per via che Dio agliere con lui. E no, o sin testimonis di tutti questi robis che lui ha fatto in terra dai Giudeus e in Gerusalemme. Loro lo han copato, picchiandolo sulla croce. Ma Dio lo ha risuscitato la terza dì e l'ha destinato che ur comparis, non a tutto il popolo, ma doma i testimoni sia il giusto di Dio. Ah no, covim mangiate e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E nos ha ordinato di contare al popolo e di testimoniare che lui ha le giudis dai vis e dai morti, metut di Dio. Tutti i profetis i fasin di testimonis che cuca al croto in lui, alla la remissione dei peccati, a mies dal suo nome. Pieri non aveva neanche finito di dire questi robis, quando il Spirito Santo al vigni parsore di tutti che ascoltavano la paraula. E i fedeli giudeos, che ieri in vignus con Pieri, si devono di marevè che il don da Spirito Santo al fos vignuto iu anche parsore dai paians, che di fatto io sentevano a fevelà altri slenghis e a laudare Dio. Allora Pieri al disè, si puede al mo di ne a urlaghe dal battesimo a di che han avuto Spirito Santo compagni di no? E alla ordinà di battiaiu dal nome di Gesù Cristo. Po dopo lu prearin di restà qualche dì con loro.